Per tutte le donne che mi seguono, questo è un video dedicato a loro, dedicato a voi. Sto per parlare di un argomento molto delicato, quindi se non hai voglia di ascoltare le mie parole in questo video, scorri. Io non posso più avere figli e non ho più l'utero. L'ultima operazione che ho fatto ed è stata causata sempre dalla sindrome di Noonan, la malattia genetica degenerativa con la quale sono nata e con la quale convivo. Una delle caratteristiche di questa sindrome sono le emorragie. Tuttora continuo a perdere spesso sangue da naso, le ferite fanno fatica a cicatrizzarsi. Il ciclo mi è arrivato molto tardi, tipo sui 18 anni, ed è sempre stato emorragico, al punto da diventare anemica e da chiamare varie volte l'ambulanza a casa e in un lago di sangue. Non hanno potuto farmi l'operazione meno invasiva perché il mio cuore cardiopatico non avrebbe potuto reggere l'operazione, e quindi mi hanno asportato l'utero con un cesareo, e quindi ho una bella cicatrice da cesareo senza aver avuto figli. Ho le ovaie, quindi io vado in sindrome premestruale ma senza avere il ciclo, e comunque mi hanno lasciato le ovaie per un discorso ormonale. Se me le avessero tolte sarei andata in menopausa precoce. Comunque anche con l'utero non avrei potuto avere figli perché con la mia malattia genetica l'avrei trasmessa ai miei figli e non avrei sopportato questo, questo dolore, perché so cosa significa vivere un'infanzia, una vita in ospedale e sopportare il peso di questa malattia. E quindi se un giorno vorrò avere un figlio me lo potrò permettere, perché in questi anni si può dire che ci si può è un lusso avere un figlio ormai, no? Ma lo adotterò, che ci sono tanti bambini soli che hanno bisogno d'amore.